Daniele Pavan, sindaco di Meolo. Sindaco, in questi giorni di ripresa un po' del traffico, subito la vostra zona è stata funestata da un grave incidente, un anziano che ha perso la vita sulla Treviso Mare, una zona purtroppo tristemente nota per gli incidenti, è quella che da Meolo porta verso la rotatoria della Fossetta. Voi come comune avete fatto da tempo una richiesta, quale? Sì, abbiamo avanzato l'iter per l'ottenimento di un autovelox fisso da porsi proprio nella zona dove purtroppo è accaduto anche quest'ultimo triste fatto. Abbiamo avuto già risposta da Veneto Strade ed è stata risposta positiva. Ora stiamo avanzando la richiesta alla prefettura per avere il nulla osta definitivo. Questo è un iter dovuto in quanto ha una serie di procedure da aggiustare e sicuramente diciamo quell'area là, quel tratto di strada è un tratto che è noto, tristemente noto da tempo. Stiamo parlando negli ultimi 5 anni di una sessantina di incidenti e nell'ultimo anno abbiamo avuto anche purtroppo 2 morti proprio in quell'area là. E faccio notare che la nostra polizia locale spesso pattuglia in quella zona, ma purtroppo la copertura H24 non è possibile. Questo è un elemento che aiuterebbe sicuramente a risolvere dei rischi. Quest'ultimo incidente poi saranno i tecnici a dire qual è diciamo, il responsabile di questo incidente, se è l'alta velocità o la distrazione o quant'altro, però sicuramente noi siamo convinti che l'installazione di questo apparato sarebbe sicuramente un ottimo deterrente per migliorare e rallentare il traffico stradale in quell'area.